Vi siete accorti che andando a Stio, la cattolica di Stio dalla piazza, quella quando si arriva e c'è la statua, non si vede, ma chi la conosce la vede. Questo è il nascondimento. I bizantini amavano il nascondimento. Perché? Perché ritrovare qualcosa era molto più bello che vederlo spettante, come nel mondo latino. Un episodio come quello di Mont Saint-Michel era impensabile nella cultura bizantina. Ma saltiamo questo perché invece un'ultima cosa che volevo dire, anzi due cose, e poi mettiamo. C'è due cose e mezzo, perché poi l'ultima cosa. La prima cosa importante, proprio assai importante, era il modo bizantino di concepire i rapporti tra i popoli. Nei trattati strategici si dice, fino a quando puoi evitare la guerra, evita. Devi ingannare il nemico, pazienza. Te lo devi comprare, pazienza. Quanta differenza con la massima retorica, non con l'oro ma col ferro, Roma si riscatta. Per cui, specialmente in età romantica, i poveri bizantini sono stati fatti a pezzi, come dei fedenti, come Salimbene, come diceva Salimbene. E noi abbiamo un grande scrittore, un grandissimo studioso, al quale dobbiamo per forza fare capi per conoscere il mondo arabo da noi, che è Michele Amari, che apparteneva alla cultura del Risorgimento. E dice queste cose dei bizantini perché erano imbelli. Non erano imbelli, soltanto credevano che la pace fosse un valore superiore a qualunque attività bellica. Non è qualcosa di contemporaneo oggi. Quindi anche questo va valorizzato moltissimo. E questo sono i trattati. C'è uno studioso, Gastone Brescia, soprattutto, che in diversi articoli, che sono comparsi soprattutto nella rivista Medioevo Greco, la conoscete questa rivista? Vedete, purtroppo sono tutte cose sconosciute, ma ci sono. Gastone Brescia, in diversi studi, afferma questo, nella cultura della pace, nella civiltà bizantina. Ovviamente, ripeto, non è che fossero pacifici, se pigliavano un nemico e gli facevano cose da pazzi, non è che non erano feroci, ma avevano questo criterio, che per la pace era meglio ingannare il nemico che combatterlo, era meglio comprarlo. Per cui, dice un altro studioso interessante, già perché vi ho detto due cose e mezzo, però poi, scusate, ma mi dovete sentire la bibliografia, io mi sono portato una valigia di libri che vi devo fare vedere, perché vi devo dire dove si possono studiare queste cose. Ecco, uno studioso è Zanetti, no, si chiama Zanetti. Scusate, io sempre sto più con il nome, Zanini si chiama. Le Italie bizantine, territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d'Italia e di Puglia, Bari, 1998. C'è anche alla Biblioteca Lanza. Questo Zanini osserva come i bizantini con i longobardi, con cui si sono dati due botte, erano arrivati a un accordo che era uno scambio culturale fra di loro. Non si combattevano e ogni tanto si davano qualche volta tanto per venuto, ma di fatto c'era questo scambio continuo di saperi, forse anche di sapori, per cui la civiltà longobarda si è imbevuta dalla cultura bizantina e noi abbiamo preso qualche cosa anche dai longobardi, non per niente, come dice Franco Mosino, a Mossorra c'è la zona, prima di Mossorra c'è la zona chiamata Sala, che è un termine longobardo. Ecco, l'altra cosa che vi volevo dire è che si è sviluppata a partire dall'XI secolo un'attività medica molto importante da noi.
Pensate che la vita di Sant'Elia, lo Speleota, dice che Sant'Elia veniva chiamato con una sola mano perché un ortopedico ignorante gli aveva fasciato la mano in maniera tale che ne aveva perso la vita. Nella vita di Sant'Elia il giovane, non mi ricordo se dello Speleota, mi pare dello Speleota sempre, si dice che un ammalato reggino o dei dintorni, si era rivolto a tutti gli asceti, ma non aveva avuto nessuna guarigione. Allora aveva deciso di pigliarsi la nave e andare a Palermo a trovare gli arabi a farsi curare. Allora Sant'Elia, nostra pietà, lo ferma, si trovava già a Milazzo, lo guarisce e lui se lo torna indietro. Dopo questo noi abbiamo una fioritura di medici reggini. San Cipriano era figlio di medico, un medico anche lui. E poi c'è stata tutta una serie di catene di medici fino alla scuola di educazione d'Italia. Di questo vi parla soprattutto una studiosa, così comincio con la bibliografia. Si chiama questa studiosa Anna Maria Geraci Bio ed è di origine di Siderno, che ha studiato in particolare l'attività della medicina, senza studiare la medicina greca dello stretto, Filippo Xeros e Eufemio Sicuro. Questo studio compare negli atti di un convegno tenuto a Cosenza, la cultura scientifica e tecnica nell'Italia meridionale bizantina, questo studio. Maria Cipio ha fatto diversi studi, quindi si può ritrovare chi è interessato a questo argomento può continuare così. L'altra mezza cosa che vi volevo dire è che naturalmente parlando della cultura avrei dovuto parlarvi a lungo e non lo faccio della cultura ecclesiastica e monastica. Della cultura ecclesiastica diamo esempi, ve lo faccio vedere, diamo esempi importanti. C'è un documento Leucologio Barberini, che non si sa se è stato scritto a Reggio o scritto a Messina, comunque dello Stretto, che è uno dei più importanti testi per risalire alle preghiere bizantine di un certo periodo, mi pare che fosse dell'Ottocento. Cultura ecclesiastica. La cultura monastica è ancora molto più vasta, ma siccome di questo mi parlerà Padre mio, non troppo, ma fa parte ampiamente della cultura. Così ho detto le due cose in mezzo. Ora mi permettete, vi faccio un po' di bibliografia e poi finiamo. Allora, intanto qui vi ho fatto vedere, ho preso spunto da un saggio di più che è comparso in uno degli atti degli incontri di studi bizantini che si sono tenuti a Reggio e sono usciti 7 volumi. Naturalmente chi vuole, professori, se volete approfondire questa realtà dovete per forza accedere a questi atti. Nella biblioteca Lanza si dovrebbero trovare quasi tutti. Come ho letto brani da Casidan è un bravissimo, Bisanzio e la sua civiltà. Io ho citato questo libro, La cultura scientifica, eccetera, dell'Cibio. Vabbè, San Nicola dei Canali è un libro che è bello, ma insomma non fa parte della cultura bizantina, se non in quanto vi rispecchia quello che il professore Nellotta avrebbe potuto dire più ampiamente se fosse venuto, cioè quello che c'è oggi di questa cultura. Poi ho preso, citato brani da un libro che vi consiglio, L'Italia bizantina, dall'esarcato di Ravenna al tema di Sicilia, che è scritto a 2 mani da André Ghiu e Filippo Bulgarella. André Ghiu e Filippo Bulgarella sono 2 nomi dei quali non si può fare a meno quando si studia la Calabria bizantina. E ora vi presento altri libri, altri no, naturalmente potete guardare, ovviamente.
scusate ma devo accedere alla mia valigia. Però come il veditore avanti. Naturalmente non cita i suoi libri, ma lo pagano io. Tutte le pubblicazioni che ha fatto naturalmente sue. L'ho portato a farvi vedere in qualche maniera. Vera fanfacca nostra. Vera fanfacca nostra. E vi ho portato di vera fanfacca nostra. Un'altra studiosa indispensabile, perché essendo tedesca e conoscendo i manoscritti, si è letto tutti i manoscritti. Se volete sapere chi era il nonno di un tale personaggio bizantino, se dovete vedere, a me lo sa. Veramente se non aspettavo la persona. Sa tutto. La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo, i bizantini in Italia non ne distingue libri. Vi dico questi nomi perché quelli che non vi dico, i nomi di cui non vi parlo, sono come i funghi, che possono essere velenosi, perché ci sono razze di cretini e di ignoranti, anche tra i professori universitari, per quanto riguarda la Calabria, che è impossibile. Ma lasciamo stare i professori universitari. Ma un libro che gira per le scuole, il professore Fidaga, a cui io voglio molto bene, ma che ha scritto cose assolutamente assurde per quanto riguarda la Calabria del settore. Il nostro assessore ora regionale alla cultura che ha scritto un libretto per New Compton. Anche lui quando parla di bizantini dice fesseria. Per esempio un'altra fesseria di cui forse voi siete anche portatori, come lo ero io. Sono stato corretto quando nel primo incontro di studi bizantini il professore Ghivù ci ha aperto gli occhi. I paesi collinari perché si sono creati? Quasi tutti noi sappiamo, si sono creati perché la gente scappava perché c'erano le invasioni. No, sono scelte economiche, sono scelte anche scelte strategiche, ma fatte per consapevolezza, non per fuga. Sono altre scelte. Ma noi siamo così abituati a credere a queste fandonie razziste che addirittura in Sicilia, quando chiedeva a qualcuno, scusate, ma perché c'è in questo paese questo? Per paura degli arabi, ma come se c'aveva degli arabi, ma come potevate avere paura degli arabi? Oppure quando si sono formati in età normanna, di quale arabo potevano avere paura? Fandonie su fandonie, e girano anche nei libri universitari. Quindi questi nomi sono porcini, gli altri possono anche essere velenosi. Questo fungo porcino invece non c'entra niente con quello che vi ho detto io, ma è un libro di cui mi sono innamorato e l'ho fatto comprare alla Biblioteca Popolare, gentilmente con i favori della presente dottoressa. McCormick, le origini dell'economia europea. È un libro che parla degli anni che vanno dal 700 al 1100, in cui dice tutto, perché essendo un americano e studiando con i computer in maniera seria, ha trovato tutto. C'è una sezione in cui lui elenca tutti i viaggi che sono stati fatti nel Mediterraneo per vari secoli, di cui c'è notizia, e li riassume. È un libro meraviglioso per imparare un metodo di studio moderno che ai nostri ragazzi oggi è congeniale. Vi consiglio di guardare questo mattone, perché è vero che è pesante, ma è piacevolissimo. Siamo qui. Libro fondamentale, vi consiglio di comprarlo se lo trovate. Sempre se volete studiare questo. Storia dell'Italia bizantina, VI-XI secolo, la Giustiniana e Normannia, scritto dal professore Salvatore Cosentino di Bologna.
è diviso per sezioni: la società, le istituzioni, l'economia, la politica, la religione, la cultura. È una vasta geografia. Anche qui le nozioni che sono date sono correttissime e aggiornate. Questo è un po' vecchiotto, storia d'Italia di Galasso, ma essendo una collana la potete trovare facilmente nelle biblioteche, ammesso che siano aperte per ora da noi. Nel Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II è il volume che vi consiglio per accedere a questa parte. E qui un altro mallotto, storia della Calabria medievale, della storia di Gangemi, che è assolutamente necessaria per chi vuole studiare la Calabria. Veramente in questo qui, quello che parla dei Normanni comincia con una cosa che mi ha fatto arrabbiare, perché dice che la Calabria, lo studioso che parla dei Normanni, si vede che ha visto la Calabria camminando con l'aereo, sarà qualche baroni che vengono da Roma, dicono la loro restrizione e poi se ne vanno. La Calabria, siccome è così montuosa, è chiaro che è sempre scollegata. Ora, se c'è una cosa che tutti sanno, quelli che camminano per la Calabria, è che le montagne sono la nostra arteria viaria principale, perché a quei tempi si viaggiava per mare o per montagna. Perché è combinata così la nostra terra che la montagna riassume le varie insenature della costa, per cui si guadagna tempo. Perciò si saliva in montagna e poi sugli altri piani si camminava. Ecco perché abbiamo tante costruzioni interessanti sulla Spumotto come sulle serre, sul Pollino della Rosa.